L'Enna affronta la Cireale per il primo turno di Coppa Italia Serie D. Rifondare e ripartire dopo la grande salvezza dello scorso anno, l'Enna come ambizione è quello nuovamente di mantenere la categoria a partire direttamente da questa partita molto importante nonostante sia una partita di Coppa. La prima occasione ce l'ha la formazione ospite, il sinistro di Semenzin viene deviato in angolo e proprio da angolo nasce il vantaggio accese, stacca più in alto di tutti Sam Falou che porta avanti la formazione ospite dopo appena un minuto di gioco. Ancora Cireale però sull'out di sinistra, il pallone diventa ottimo per Semenzin, strozza troppo il destro e testa grossa senza troppi problemi blocca. Qui un possibile retropassaggio non fischiato dal direttore di gara, lamentele da parte di tutti i giocatori dell'Enna. Questa palla invece diventa ottima, o meglio era ottima per Ciauna, trattenuta, il direttore di gara fischia punizione, Pedicone manda di poco alto sopra la traversa. L'Enna però spinge tantissimo e soprattutto sull'out di destra riesce a trovare il gol con Donato distratto che sfrutta al meglio questo cross dentro l'area di rigore, fa impazzire i tifosi presenti al Gaeta e soprattutto pareggia la sfida tra Enna e Cireale. La Cireale torna a farsi vedere in area di rigore ennese, questo pallone diventa ottimo dopo un batti in area di rigore per Falou che scarica dalle parti di Giuliano, il suo sinistro diventa facile preda per testa grossa. Nel finale di tempo Semenzin allarga dalle parti di Nardo che scarica questo destro violentissimo deviato in angolo da una grandissima parata di testa grossa. Parte molto bene l'Enna nel secondo tempo, qui Ciauna avrebbe anche l'occasione di tirare, non lo fa, allarga per la Mantia, il destro finisce alto sopra la traversa. Distratto mette questo cross dentro l'area di rigore di Silvestro, deve allungarsi e fare un grande intervento per evitare il vantaggio dell'Enna. Durante un calcio d'angolo però per la Cireale, Falou commette questa sciocchezza dentro l'area di rigore e viene espulso dal direttore di gara. La Cireale dunque in 10 uomini e soprattutto senza il suo attaccante per il resto della partita. Ancora distratto, sgasa molto bene da questa palla per Ciauna che in velocità brucia Nardo, prova a mettere in mezzo questo pallone però si perde proprio nell'ultimo passaggio dopo una grande sgasata. Preknikai manda ancora una volta in porta Ciauna, serve l'intervento di Di Silvestro per evitare il peggio. Poi scatta una rissa dalla quale ne fa le feci Preknikai che viene espulso dal direttore di gara. Di fatto è l'ultima emozione della partita, fischia 3 volte il direttore di gara, si andrà direttamente ai calci di rigore. Saranno loro a decidere chi passerà il turno, di fatto è decisivo l'errore di Gagliardi dagli 11 metri, il primo rigore calciato dalla Cireale. Da quel momento in poi non sbaglia più nessuno, segnano tutti i giocatori dell'Enna, segnano tutti i giocatori della Cireale, ma soprattutto segna Casa di Dio che trasforma il rigore decisivo che manda l'Enna al prossimo turno di Coppa Italia e la manda alla prossima sfida contro il Paternò domenica prossima. Gli uomini di mister Passiatore vincono e convincono e sono pronti a un'altra sfida di Coppa Italia.